Roberta Zanchi, direttore artistico del Veneto Sex, che il 26, 27 e 28 maggio giunge alla sua seconda edizione. Buongiorno. Buongiorno a voi. Senta, ci parla di questo evento molto ambizioso che si terrà ancora una volta al New 1000 Lire di Preganzioli. Esattamente. Allora, questa è la nostra seconda edizione. La prima è stato un trampolino di lancio e in questa invece ci proponiamo con molti più spettacoli, molti più eventi. Ci sarà da divertirsi, sarà diciamo nell'ambito come si può dire sessuale, nell'ambito erotico molto più ampio rispetto all'anno scorso. Ci stiamo impegnando moltissimo sia a livello di gestione sia a livello anche molto economico, quindi speriamo che questa edizione sia diciamo migliore dell'anno scorso. Ecco, siamo alla seconda edizione che già comporta per voi un investimento di risorse finanziarie, di sforzi e anche un reclutamento di ospiti esponenzialmente più importante rispetto alla prima edizione. Esattamente, sì. Abbiamo diciamo ospiti di più dell'anno scorso perché sono 40 tra sexy star e porno star, più ci sono 30 ragazze delle nostre, e nonché anche volti noti dell'ambito dell'hard, Franco Trentalance, Indy Casanova che sarà qui con il suo staff, poi ci sarà una nuova new entry, Sofia Neri, che sarà l'unica tappa che farà qui da noi, il 26, 27 e 28, l'unica. Che torna sulle scene Esattamente, dopo degli eventi a tema, dopo 3 anni di anni. assenza esclusivamente Qui a per Treviso, a noi. Preganziol per il Veneto Sex. Esattamente, sì. Tutti ospiti peraltro a vostro carico in termini di Esatto, alberghi, sì. auto di servizio, eccetera. Esattamente, L'investimento sì. è mastodontico. Sì, quest'anno molto di più rispetto all'anno scorso, sì. Ecco, che piani avete per il Veneto Sex? Che voglio dire, non sembra un evento fine a se stesso, ma un progetto imprenditoriale in grande stile vero e proprio. Esatto, ci stiamo mettendo alla prova, noi principalmente come staff, e io e il mio socio Vito ci stiamo impegnando seriamente in questa cosa perché ci crediamo e ci piace il nostro lavoro, quindi vorremmo sempre aumentare sempre di più, diciamo, il nostro target e i nostri livelli. Lei pensa davvero che questa piazza, questa città, questo pubblico possano ospitare nel tempo, negli anni, nelle edizioni che verranno, quello che è l'unico grande evento in Triveneto a tema e che nei vostri piani vuole diventare uno dei più importanti di tutto il paese? Speriamo, cioè noi ci crediamo come ho detto prima. È una cosa non facile da fare, non facile da preparare e quindi speriamo che la gente apprezzi il nostro sforzo e ci sia una mole di gente molto di più dell'anno scorso, perché comunque l'ambito erotico, l'ambito hard, diciamo è ricercato. La gente fa fatica ad esprimersi, però vedo che comunque. Ecco, direttore, investire così tanto, scommettere così tanto in un evento di questo tipo non è rischioso in un territorio, in un paese, in un ambiente magari un pochino ancora provinciale, che possa magari o comunque un po' vittima di alcuni pregiudizi? Certo che è rischioso, tutto è rischioso, però se non si prova non mai si può arrivare ad ottenere quello che si vuole. La gente ha, diciamo, una mentalità un po' chiusa in questi luoghi, in questi paesetti, però ovviamente bisogna mettersi in gioco. Se non si mette in gioco non si può, come si può dire, non si può raggiungere gli obiettivi stabiliti, quindi ci proviamo.